quasi 300 milioni di investimenti e direi che è un ospedale del futuro, è programmato e progettato con un'ottica assolutamente innovativa, pronto ad accogliere anche le nuove tecnologie e nuove sfide della sanità. I tempi di consegna? Il cronoprogramma previsto per realizzare questo ospedale, che sarà un ospedale di 6,5 ettari di superficie, 300 milioni di costo, compresi gli arredi e i macchinari, fine lavori 2029-2030. Qualcuno ha osservato che ci saranno meno posti letto, ma lei sogna degli ospedali senza letto? Ma questo ha 359 posti letto, sono una decina di più di quelli che ci sono oggi. Però la vera sfida della sanità è la deospedalizzazione. Se dovessimo pensare di avere ancora degli ospedali stile 800, stile anni 50, vuol dire che la sanità avrebbe fallito. Pensi solo che un'ernia inguinale oggi viene tenuto il paziente per un'ernia mezza giornata in ospedale, una giornata a farla grande, 40 anni fa ci stava una settimana. Nel frattempo mancano medici. Nel frattempo mancano medici, perché è stata sbagliata la programmazione a livello nazionale, mancano 50.000 medici in Italia, dei quali 3.500 in Veneto. Fortunatamente adesso finalmente si è posta fine, e spero veramente fino in fondo, al numero chiuso e i giovani dovranno essere selezionati sul campo e non con un test ingresso magari a crocette a 18 anni su un'aula deserta, un'aula che è remota e molto distante dalla sanità. È un momento storico che non ho tardato a definire epocale, perché sono 135 anni che la nostra comunità investe in maniera importante nella sanità. Abbiamo cominciato nel 1890 con il primo ospedale civile vero e proprio, dove è adesso la casa di riposo, per rinverdire l'impegno nel 1962 con la posa della prima pietra del Mater Salutis, che è ancora un ospedale centrale per la sanità veronese e veneta, ed oggi con questo progetto importante la Regione e lo Stato dimostrano di credere ancora fortemente nella centralità dell'ospedale di Legnago per tutto il nostro territorio. Di questo non posso non essere grato a tutte le istituzioni, a cominciare dal Presidente Zaia, che con compiutezza ha presentato oggi il progetto e le sfide della sanità, per le quali non ho potuto non ringraziare anche la nostra direttrice generale, perché le sfide del miglioramento del servizio ma anche della riduzione delle liste d'attesa sono oggi sul banco, e questa struttura, con tutte le altre iniziative che le istituzioni stanno prendendo, debbono riuscire a risolvere anche questo tema. A livello tecnico quali saranno le maggiori differenze tra questo ospedale che c'è e quello che ci sarà? Sarà innanzitutto, avrà dei comfort sicuramente diversi, sarà un ospedale moderno, terrà conto anche, dico purtroppo, dell'esperienza della pandemia passata, quindi terrà conto anche di tutto l'aspetto tecnologico, degli spazi, dei percorsi, sarà funzionale a chi deve usarlo, quindi ai nostri dipendenti, ma sarà anche funzionale a chi ne ha bisogno, quindi agli utenti. Quindi io dico sempre persona, utente al posto giusto, al momento giusto, con l'operatore giusto al momento giusto. Quindi anche con un'ottica di riduzione di tutti quelli che sono, chiamiamoli, gli sprechi di tempo dovuti un po' da anche una situazione di conformazione dell'ospedale, tenendo conto che questo ospedale è tra gli anni 60 e 70, quindi paga un po' questa arretratezza tecnologica.